su Udinese TV. Noi apriamo ora la nostra pagina di approfondimento, l'avete sentito dai titoli, questa bellissima novità che arriva in Friuli, a San Daniele in particolare, il Museo Prefilatelico. Ne parliamo con Roberto Giurano, che è il direttore dello Scriptorium Foro Iuliense, la scuola italiana di amanuensi. Un'iniziativa che nasce da dove, Giurano? È nata dall'acquisto di una collezione di circa 2480 proclami da parte della Fondazione Friuli, una collezione privata al che ci siamo proposti di poter far accedere più gente possibile a poter vedere questi documenti che partono dal 1750 e comprendono anche tutto il 1800, e così è nata l'idea di un museo prefilatelico Un museo friulano. che verrà ospitato all'interno del Museo del Territorio di San Daniele del Friuli, inaugurazione oggi alle 18:30 e potrete vedere alcune di queste carte che vi stiamo mostrando. Di che cosa si tratta, Giurano? Si tratta di editti, proclami, e sono prevalentemente stampati, però ci sono anche tanti manoscritti. Quelli che state vedendo, questo è un identikit ad esempio, dove veniva rappresentata la persona con le sue particolarità del volto, ad esempio fa sorridere, viso oblungo, naso grosso. Erano molto semplici, delle indicazioni molto semplici ma che oggi fanno sorridere. In più ci sono delle stampe molto importanti. Queste stampe, addirittura parliamo di stampe realizzate dal Vernet, che era il cronista di Napoleone. Noi abbiamo 107 stampe, non tutte del Vernet, ma la maggior parte. E appunto in queste stampe vengono raffigurate scene di battaglie di Napoleone, di avvenimenti importanti. Ecco, e questa è la battaglia del Tagliamento. Perché è particolare questa foto e perché potrebbe cambiare le pagine della storia scritta del Trattato di Campoformine? Perché il Vernet in questa stampa, in quella originale, dove Napoleone è raffigurato sulla destra, è orografica del fiume Tagliamento, e guardiamo il nord, le montagne, ovviamente il Vernet l'ha disegnata guardando. Quando hanno inciso la lastra per stamparla, è venuta fuori invertita. Se noi specchiamo l'immagine mettendo Napoleone sulla sinistra, immaginiamo, sovrapponiamo a una fotografia vera questa stampa, vediamo le montagne con Gemona. Sulla sinistra si vede il castello di Pinzano al Tagliamento e sulla destra il castello di Ragogna. Ciò vuol dire che quella battaglia, non come tutti sostengono, non è stata combattuta verso Valvassone, ma attorno a Villanova di San Daniele. È verosimile che Napoleone abbia soggiornato a Spilimbergo, e anche il trattato, conosciuto come Trattato di Campoformido, possa essere stato scritto in un'altra località nei dintorni di Spilimbergo e San Daniele. E quindi questa è la novità che potrete scoprire nel corso dell'inaugurazione, ma non solo, del Museo Prefilatelico di San Daniele del Friuli. Ricordiamo dunque oggi pomeriggio alle 18:30 l'inaugurazione, e poi quando si potrà venirlo a visitare? Già da martedì, ogni martedì e giovedì il nostro museo sarà aperto, anche se daremo molto spazio alle scolaresche per visite guidate che insieme all'Opificium Librorum possono dare un percorso unico e indimenticabile. Grazie a Roberto Giurano dello Scriptorium Foro Iuliense.